Sindaco Armelao, una settimana importante per Chioggia, questa festa del pesce che sta riservando tantissime soddisfazioni. Come sta andando dalla voce del sindaco? Questa 86esima edizione della Sagra del Pesce sta andando a gonfie vele. Abbiamo superato di gran lunga durante i primi 3 giorni le presenze dell'anno scorso. Questo ovviamente equivale a dire che la città ovviamente riscuote un enorme successo, abbiamo fatto anche della buona promozione del territorio e quindi questi sono i risultati. E lei ha sottolineato molto spesso che il valore aggiunto dell'enogastronomia è un grandissimo veicolo turistico. Eh, Però, per contro, le lunghe attese si può superare questo problema? Ma diciamo che le lunghe attese ci sono anche quando vai al supermercato, quando arrivi al casello dell'autostrada, le attese ovviamente ci sono quando ci sono queste sagre. Ecco, io giro anche, vedo anche altre sagre e anche lì ci sono delle attese, insomma, aspettare il tuo momento per prenotare, pagare e poi sederti al tavolo. Quindi non andrei a focalizzare il problema dell'attesa, l'attesa c'è dappertutto, però quello che dobbiamo focalizzare è veramente la festa in sé, che valorizza non solo il prodotto ittico, ma che valorizza ovviamente l'intera città. Chioggia, capitale del pesce? Esatto, sempre Chioggia si riconferma veramente il numero uno a livello nazionale come flotta peschereccia d'Italia e come anche capitale della pesca e dell'ottimo prodotto ittico, e questi sono chiaramente i risultati.